Benvenuti amici di mattoscacco.com. In questo nuovo video oggi vedremo come Bobby Fischer col bianco ha letteralmente devastato un grande maestro. Il grande maestro che giocherà con i neri è Reshevsky, un grandissimo giocatore, anche se magari non è noto come gli dei degli scacchi che conosciamo noi. Era un giocatore che comunque era tra i più forti al mondo e batté anche campioni del mondo, quali Lasker, Capablanca, Alekhine, Botvinnik, Smyslov e Fischer. Quindi, insomma, era uno che la sapeva veramente lunga. Eppure è riuscito a perdere in soli 10 mosse con Fischer. 10 mosse perché chiaramente si arrese. Andiamo a vedere com'è andata la partita. E4, Fischer apre con E4, C5, difesa siciliana, cavallo F3, cavallo C6. Questa è il vecchio proseguimento della siciliana, D4, cambio al centro, G6, variante del dragone accelerato, cavallo C3, alfiere G7, alfiere 3, fin qui non c'è nulla da spiegare, cavallo F6, alfiere C4, arrocco, e adesso normalmente il bianco va di spinte come F3, G4, mette la donna in D2, va a sfianchettare H4, H5, insomma questi sono i piani diciamo comuni in questo tipo di posizione. Fischer però non ha giocato subito F3 perché sapeva che a seguito di questa mossa c'erano alcuni piccoli trucchetti da parte del nero, quali? Donna B6. A questo punto la donna attacca sia qui, ma allo stesso tempo attacca il cavallo due volte, sia col cavallo che con la donna, ed eventualmente con uno scopertello alfiere, e allo stesso tempo attacca questo alfiere che è sospeso. Qui, per esempio, si può giocare alfiere B3 per cercare di impedire questo tipo di cattura, però segue questo sacrificio di cavallo su pedone, e a questo punto se per esempio catturiamo di pedone segue una serie di cambi e il nero ne esce vincitore. Se anziché magari catturare di pedone catturiamo di cavallo, ancora seguono i cambi e ne usciamo sempre a testa alta. Se invece il bianco cerca continuazioni tipo come cavallo D5 attaccando la donna comunque riesce a salvarsi dando scacco in A5 e per esempio C3, insomma la situazione comunque è da giocare, è da giocare. Probabilmente Fischer conosceva tutte queste continuazioni, anziché giocare F3 ha giocato una normalissima alfiere B3. Il nero gioca cavallo A5 e ora Fischer spinge con E5. Adesso quali possono essere le risposte del nero? Diciamo che una possibile risposta che viene naturale può essere quella di catturare, catturo, 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 però in questo caso il bianco ne esce assolutamente favorevole perché questo cavallo nero non sa più dove andare e in più adesso il nero cattura anche il pedone, quindi questa non va bene. Se spostiamo il cavallo chiaramente in G4 non può andare perché c'è la donna, e se lo spostiamo all'esterno segue G4 e il cavallo è praticamente perso. Che cosa si può fare allora? Bisogna ritirarsi, ed è questa la mossa che fece Reshevsky. Adesso ti lascio proprio un secondino per guardare la posizione e cercare di capire qual è la mossa vincente che ha fatto Fischer. Noi giochiamo con i bianchi. Ti lascio proprio qualche secondo per riflettere. Ok, se hai bisogno di più tempo, metti pure in pausa il video. Io adesso sto per darti la soluzione. La soluzione è quella di alfiere F7 scacco. Cioè in una posizione di questo tipo dove sembra non esserci nulla di che, perché comunque il nero tiene tutto,
Fischer riesce a vedere alfiere F7 scacco. Dopo torre per F7 segue cavallo in E6, il pedone chiaramente non può mangiare il cavallo perché dietro c'è la donna che catturerebbe la donna in D8 e la donna non può scappare perché ovunque va c'è sempre qualcuno che la cattura, o il cavallo o l'alfiere. Geniale. E ora questa sì, si può giocare come partita, però insomma non mi piacerebbe essere nei panni del nero, onestamente. Vediamo invece cosa succede se il nero, anziché catturare con la torre, cattura con il re. Questa mossa qui non è più disponibile perché ora il re può catturare. Però cosa succede? Che il re va al centro, quindi segue donna D5, re F5, G4, il re è costretto praticamente a catturare, torre in G1, re in H4, donna E4 scacco, re in H5 e donna G4 scacco matto. Quindi ricapitoliamo velocemente questa partita. Queste sono state le mosse che hanno portato all'apertura. Qui sembra veramente innocua la posizione, qui tranquillamente alfiere B3, su alfiere B3 il nero gioca a cavallo A5, sembra che non ci sia nulla di che, E5, il cavallo si sposta e la partita praticamente finisce con questo bellissimo sacrificio. Bene, io spero che anche questo video ti sia piaciuto, che sia stato un minimo istruttivo. Allora ti invito a lasciare un commento qui sotto, lasciare like al video se ti è piaciuto, iscriverti al canale se non l'hai ancora fatto e noi ci vediamo nel prossimo video. Ciao! E ora per continuare che cosa posso fare? Beh, innanzitutto ti consiglio di iscriverti al nostro canale in modo tale da non perderti le nuove video lezioni. E poi puoi vedere il video che è stato più cliccato in questa settimana. Ci vediamo, ciao!